Stefano Lai, imprenditore, proprietario di Eno, vineria, ristorante e anche di altre piccole imprese. Oggi inizi una serie di incontri nel tuo locale ma anche da altre parti, una sorta di tour per parlare di economia, per parlare di temi vicini alla gente, al paese reale. Oggi si parla di Bitcoin, ma è solo la prima di una serie di cose, una moneta alternativa, una moneta elettronica. Tu hai aderito a questo Bitcoin. Esatto. Perché? Per curiosità, innanzitutto per curiosità, cavalcando anche l'onda dell'esperienza estremamente positiva di Sardex, che è un'alternativa a ciò che è la moneta ordinaria o il sistema bancario in generale. Perciò c'era voglia innanzitutto di trovare soluzioni. Sardex è stata una soluzione, ha dato un contributo. Bitcoin? Bitcoin ritengo che possa essere il futuro. Sto sentendo, mi sto documentando un po' come tutti, sono un neofita in questo discorso, mi sono iscritto, accetto Bitcoin, stiamo cercando di acquisire tutta la metodologia, un po' complessa. I miei collaboratori sono gasatissimi perché è innovazione, è novità, è voglia di andare avanti, c'è voglia di entusiasmo. Cosa vuol dire per un imprenditore fare rete? Tu quello che ci stai provando, la cosa più complicata forse? Convincere le persone che forse non è più una scelta ma è un obbligo. Convincerlo con entusiasmo, convincere le persone con entusiasmo. Io oggi mi sento particolarmente entusiasta di questo sistema, ho voglia di fare perché ritengo la Sardegna sia il centro del Mediterraneo ed è un valore che deve essere assolutamente sfruttato, perché non serve più lamentarsi, dare le colpe alle banche, allo Stato, alla Regione, per carità, nessuno gli vuole dare delle giustificazioni, però concretamente bisogna andare avanti, bisogna trovare soluzioni e io l'unica risposta che ho trovato è quella di fare rete, di trovare delle persone con cui cercare e trovare soluzioni. E il Bitcoin è una possibilità di fare rete, è un'alternativa? Certo, il Bitcoin è un modo, è un mezzo per incontrare altre persone, per trovare nuovi sistemi, per credere, per aprire la mente. Sì. Oggi abbiamo Bitcoin, una televisione EIA TV, una web radio rompilsilenzio.it. Questo è un esempio di fare squadra in un momento molto difficile in tutti i campi. Assolutamente, questo è il primo passo. E sto notando e sto riscontrando sempre di più che non sono un marziano, c'è moltissimi imprenditori hanno capito l'importanza di fare rete e stanno facendo rete. È molto più diffuso di quanto potessi immaginare, con più entusiasmo, anche perché si sta dando valore al valore, c'è un ritornare al contatto diretto tra persone e questo è gratificante. Ricordiamoci sempre che quando tu fai un lavoro e sei insoddisfatto hai bisogno dei surrogati, perciò se incominci a trarre piacere e soddisfazione da quello che stai facendo hai bisogno di meno surrogati, di iPhone o di macchine bellissime, vestiti pregiatissimi. Se già incominci a essere soddisfatto del tuo lavoro, delle persone con cui collabori, hai soddisfazione dei tuoi progetti, delle tue idee, questo ti entusiasma e ti porta ad andare avanti. E io ho voglia di andare avanti e di contagiare questa sana follia, definiamola così.